Fanno un quadro proprio di tutta l'infiltrazione al nord, vediamolo. Guardi che la 'ndrangheta non è solamente in Liguria, è nel Veneto. Io penso che il problema della, chiamiamola mafia economica, sia il primo problema che abbiamo in Italia. Ci sono organizzazioni mafiose che gestiscono montagne di soldi. E che sono diventate imprenditori, sono diventate in mafia imprenditoriale. E questa mafia imprenditoriale che riesce ad avere rapporti forti con la politica e ad agganciare personaggi chiave. Assessore Manzatto, la mafia in Veneto esiste. Come mai queste affermazioni? Ma perché gli ultimi avvenimenti indicano questo, ma anche negli ultimi 10 anni credo che una regione che produce ricchezza sia sempre nell'occhio del ciclone. Premesso che per ogni persona sottoposta ad accertamenti vale la presunzione di innocenza, le inchieste per mafia nel Veneto non mancano. Basti pensare che l'ex numero 2 di Cosa Nostra, Piddu Madonia, fu arrestato negli anni 90 proprio nel Vicentino. Il 6 settembre 1992, in una villetta di Longare nel Vicentino, viene arrestato il boss mafioso Giuseppe Piddu Madonia. Considerato il numero 2 della cupola, nonostante il regime di 41 bis a cui è sottoposto, Don Piddu continuerà a impartire fino al 2009 le proprie disposizioni ai suoi uomini. Se poi vogliamo fare alcuni esempi concreti, basti pensare al caso della Gomorra Veneta, alle inchieste dell'antimafia veneziana sull'autostrada Vicenza-Rovigo, meglio nota come Valdastico Sud, e ancora alla clamorosa indagine sull'ex amministratore delegato del Vicenza Calcio, accusato di avere custodito i beni del clan Lo Piccolo, la più potente famiglia palermitana. La Commissione parlamentare antimafia parla delle infiltrazioni nel Veneto con la carta geografica, 'ndrangheta nell'Ovest, camorra nel Veneziano e nel Padovano con Cosa Nostra sparpagliata a macchia di leopardo. L'attività principale è di tipo economico. E nel Vicentino si segnalano anche intimidazioni di tipo mafioso, come quella dell'incendio ai danni di un imprenditore agricolo di Castelgomberto, in Valle dell'Agno, una persona che da anni si batte contro le speculazioni a margine del percorso della Pedemontana Veneta, una grande opera, come altre nel Veneto, il centro di fortissime contestazioni e denunce. Ed è proprio l'ambito delle grandi opere a prestare il fianco a possibili attività illecite che, pure non mafiose, possono portare danni gravissimi al tessuto civile ed economico della regione. Fra queste si possono menzionare le inchieste sulle commesse pubbliche a Venezia, Mose per primo, un'opera da 5 miliardi di euro, le denunce di Legambiente sui presunti abusi edilizi al nuovo Tribunale di Vicenza, l'inchiesta per Mazzette per il bacino di Trissino Arzignano, il processo per la gestione dei fanghi al depuratore di Montebello, l'avvelenamento della falda a Tezze sul Brenta nel Bassanese. Gli scandali non mancano, ma purtroppo anche la stampa non dà alle indagini sufficiente copertura. Mine, all mine.